L'assessore regionale allo sport Cristiano Corazzari ha presentato i Festival per lo Sport Veneto 2024, un'iniziativa promossa dalla Regione del Veneto in collaborazione con il CONI. Il progetto, sostenuto dalla Regione e ideato da CONI Veneto, toccherà tutte le province venete, coinvolgendo federazioni e società sportive locali, per promuovere lo sport e far conoscere il movimento sportivo veneto. Questa iniziativa, organizzata nell'anno in cui il Veneto è stato nominato Regione Europea dello Sport, si terrà a settembre con eventi in diverse località. Gli appuntamenti inizieranno il 7 settembre a Oderzo, proseguiranno l'8 a Vicenza, il 15 a Mestre e Bardolino, il 21 a Venezia e Feltre e il 22 a Rovigo. Si concluderanno il 29 settembre a Padova. Il calendario, comunque ancora in fase di definizione, potrebbe subire modifiche. Durante gli eventi saranno presenti testimonial sportivi veneti e saranno organizzate esibizioni, prove pratiche di sport e incontri su temi come l'importanza dello sport, la salute, l'integrazione sociale e il coinvolgimento delle categorie svantaggiate. Corazzari ha sottolineato il valore educativo e aggregativo dello sport, considerato fondamentale per la crescita culturale e sociale della comunità, soprattutto in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Un'iniziativa fortemente voluta dal CONI e dalla Regione del Veneto, che toccherà tutte le nostre province e grazie anche alla collaborazione dei comuni, degli enti locali e delle delegazioni del CONI provinciali ci permetterà di parlare di sport, di questo meraviglioso movimento sportivo veneto a 360 gradi in un anno così importante come quello in cui il Veneto è Regione Europea dello Sport. Riconosciamo il grande valore educativo, formativo, di crescita culturale dello sport e riconosciamo nello sport un momento di grande aggregazione di tutta la nostra comunità. Celebriamo lo sport insieme ai nostri migliori campioni e siamo certi che anche in attesa di appuntamenti straordinari come le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, questo sia il modo migliore per prepararsi e per raccontare l'importanza dello sport per tutta la nostra comunità. Yoda, siamo disponibili a confronti diretti con privati o professionisti su qualsiasi argomento, se hanno dubbi, se hanno richieste particolari, anche direttamente sui vostri filmati, sul vostro canale Chioggia Azzurra.